Che stat stecca dins el culiez? Naomenel bulas construcziuns che nus vendegi in l'autra von imperiamnes che la Russia vegni mai ad attaccar l'Ucraina. Io triste, io se postisel gat lanciata che nus vain sempre mein buffals, madems gags, in una situazione scoila regia ossa cu melis e melis scappen di nuiara l'Europa. Ja, RTR la show è un'emissione di satira. Ja, ils gags statten propi stecca ad insel culiez il moment. Also, schien insomma venis pel pugn o che nus vain al magun. Dio d'un bugentir, per pugni tema. Tema dello iara che nus conoscim forse in trasa conoscenza del Balcan, ni della Siria, sil pli. Tema delle sgrujurs. Ed è tema delle armas atomaras. Ma che figlioinus con quella tema? Mirada ven, e chi c'ha il ciao il sablun? E ven bua gli da bia. E per cui se nus della show se decidi per suenter de miras in quella tema, respektivamente de informarsi bench coi vas oder din aspect de quella tema e per las armas atomaras. Eschils, gags, die Riestatten bene qualgadas pendiu al culiez. Nus sperein anzi che il risa ves di da, si meins il moment, e si meins in tec. Aschia l'Empia Tschantschar oz so della grande spada de Damocles che pende sur il mond, armas atomaras. Che fan elles, che ha elles, contas e confermas, che pil tentia qui cau, e co ein les strategies en connex con armas atomaras. Mo avon sto in uso un'ina gada Tschantschar di elefant e la stanza. L'indi il mammut piuttosto che agiù de mia vodka, de busva zen che il schon de dic de esser staus morts o. La puissance militare che ha sco singulatiare las pibiaras armas atomaras il mond ha gest attaccau in vigin et alarmau sias forzas atomaras, ni scoia nom el jargon, mes en prontadat dell'arm augmentada. Ed eba, i fa schon, also, l'indissimo respect, sch'ins auda che la Russia ha alarmau sias forzas atomaras. Questo gli dice il secondo scalem è il sistema d'allarme della Russia. Scalem in, tot normal, scoi due esser. Il mammut è un el glaccio, asci da di. Scalem dus, quel radio ossa, la jaut che sa mettere di in attacca atomara in 24 ore di prons per scena attacca. Cici stat adina con pickel e beta flommes per il mammut. Scalem 3, las bombas vengono montate e las rachetas ed ein prontas de vigni citades. Il mammut è venuto cavaus od il glaccio. E scalem 4, las rachetas vengono citades. Niscoins nomenai el jargon, scalem buna noche. Nos esem pia sin scalem 2 de quel sistema d'alarm, et ioi ossa propi ures de meram pau pipitiv si las armas atomaras. Cioi ein armas atomaras propi. De simple, las armas col più gran effect destructiv e strategic che la carstgaunadad ha inventato conoz. Durant la Seconda Guerra Mondiale commettevano bombo la giudada ma ben e ils scientists delle diverse puissanze in controllauta. Col Manhattan Project, intorno a Robert Oppenheimer, e els americans lo sco un prims dominiau de duala fissione di atom sco arma, che risultau e un prim e sulet diever de armas atomaras per l'uiara il 1941, Hiroshima e Nagasaki. Via aeroplan han ils Stati Uniti dell'America fiers giù las bombas atomaras Little Boy e Fat Man. 4 anni più tard ha l'Unione Sovietica dominiau da baghegiar lur an premas bombas atomaras. E lu ha liber la corsa per cica agi las pibiaras e las pigrondas. Little Boy il 1941 aveva una forza di 15 kilotonnes TNT. Ed ins schätzegia che 131 millicarstians in morts a Hiroshima. Il sons 50 avevano gli americani lo denton schon testau la Castle Bravo, una bomba che ha fatto un'esplosione di 15 millikilotonnes TNT, pia milliga più ferm che Hiroshima. Planizzata era cioè un'esplosione di pipince, ma che ha dato reazioni non spicciate con lithium e il luogo della detonazione. Lui ha dato una detonazione più grande. E la finale, la più grande bomba atomara che è venuta scientata, tocca la Tsar bomba, quella viene nominata del Vest, Atgnamain alla nome Vania,
respektivemein RDS 220. Una bomba russa che è venuta testata il 1961 e la detonazione era stata a una negata 3 gasci ferma con quella della Castle Bravo. Per 3 gasci ferma con la bomba che ha ammazzato 131 cristiani a Hiroshima. Io sentì, io sai fare quello che devo fare. La corsa de circa le più ferme e le più biare bombe ha giusto zenit alla fine degli anni 1980. Noi abbiamo pianificato su che forse è una buona idea di ridurre le armi atomaras. Era Luco, Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev si sedevano a le camere e sottoscrivevano circa tutto che veniva messo sotto il stift. Io sono un po' scioldius che in l'altro degli gidantres, ni delle gidantres e l'entourage degli due chefs di stadi hanno un po' di stuccia quins della China abbiamo magari della sera vargata del Silpol, ni inscriver per in alzamento paga, per esempio. More fun fact. Durante il studio, un professore in una gara quintau in una prelezione che ha cinciau con una delle persone involvate in quelle contrattive e lezza ha detto che si vuole tenere una voce Donald Reagan, il Gorbachev, als wessen reduziu il diembo de bombes atomaras a schiffig, che wessen giù mena paucas la fin finale. Mi schätze co. Hadje il temps del studi, luco il mon era in ordine. Ja, io ho studiato sciences politicas, ja. Ja, do son de RTR. Che vuol dirmi con quai? Egal. Il trend de reducir armas atomaras è de più in 15 anni denton vergaus. 9 jahre sind diventate puissance atomaras. L'India, il Pakistan, la Corea del Nord. Et in sein Russia dell'America può spendere da conservare rispettivamente zum Bagaya 9 armas atomaras. Cioè che nos venins il status quo de dos il 2022. Tot en tot dati varga 12.000 detonaturs atomars sin il mund, de quels s'acciatten 20 sotto controllo dalla Corea del Nord, 160 sotto controllo dall'India, 165 dal Pakistan, 90 dall'Israel, 225 dalla Gran Bretagna, 350 dalla Cina, 290 dalla Francia. Ils plibers detonaturs atomars controleschen però ils Stati Units dall'America e la Russia, con 5.428, respektivemein 5.977. L'exactità di queste cifre dà una falada impressione. Tutte queste cifre sono cifre schatzeggiate. Armas atomaras tuccentar il secrets statals ils pli protegits. Ils detonaturs controllats dels Stadis nen però bec tots pronts per venir duvrats. In Russia pond als var 6.000 detonaturs radund 1.600 venir activats a curta vista, en els Stati Units e quai radund 1.750. In pais che va la bec co pusanza atomara e dal reminent il Giappun. Let possedia però de facto armas atomaras. Il Giappun ha tut quai chi dovra per producir armas atomaras. Ins di che saia però mo ina vieuta d'intira cucuns da vent da esser ina pusanza atomara. Che flott. Tots han bombes atomaras, ni quasi tots. Jetzt son la Svizra levina gada avena eine bomba atomara. Am 4. November 1956 marschieren sowjetrussische Truppen in Ungarn ein und zerschlagen die Demokratiebewegung. Für die Welt ein Schock und auch für die Schweiz. Die Bedrohung aus dem Osten lässt vor allem Schweizer Militärkreise immer lauter nach eigenen Atomwaffen rufen. An vorderster Front der damalige EMD-Chef Boll Schudde. Als Präsident der Landesverteidigungskommission wies er seine Generäle an, Studien über die Möglichkeit der Beschaffung von Atomwaffen anzustellen. Zitat aus einem Protokoll vom 29.11.1957: Für den Generalstabschef gäbe es aber Fälle, in denen wir unbedingt Atomwaffen einsetzen müssten, selbst auf die Gefahr hin, dass die Zivilbevölkerung einen großen Schaden erleiden würde. Man könne unmöglich darauf verzichten, diese Waffe anzuwenden, nur aus Rücksichtnahme auf die Bevölkerung. Una bomba atomara svizzera, che causas. Qual fosse lo stau in H-bomb, así da di.
Ja, nus vessen si viu fa legers noms per nossas bombas, sco Fat Man ni Little Boy, ja, nus ma che io sai Atgnamain buschi humor en desperazione ni de coca quelles maschines che san mazza melis e melis e millions an de quels noms. No saibo. Ja. Schanus Tschantschar de Armas atomaras stuain e Tschantschar so de tjeke elles effectuation. In einer Millisekunde erscheint ein Plasmaball, heißer als die Sonne. Er wird zu einem Feuerball von mehr als 2 Kilometern Durchmesser. Die Hitze, die von diesem Blitz ausgeht, erzeugt einen Wärmeimpuls von unermesslicher Energie. Er ist so heiß, dass er in einem Umkreis von bis zu 13 Kilometern um die Detonation alles ansteckt. Auf einem Gebiet von 500 Quadratkilometern verbrennt also alles, was brennen kann. Plastik, Holz, Textilien, Haut und Haut. C'è clip per Harrison Ford che la frestiera dels ans 40 in quella che le stauslau era un pleine de plom. Sch'ins vegn x en seconda survivere les ondas de choc e la calira, ja lu vegn tir las armas atomaras la radiaziun de gamma. Quella radiaziun che fa caput nos corps e nos gens in agada a curta vista, aber a lunga vista. Biaras de las umfrendas de Nagasaki e Hiroshima ein mortes per suenter la detonaziun. Et contra la radiaziun de gamma gli dassen eba 15 cm plom. Tut mo che svem bude ve en scaffa in a mandura o de 15 cm plom. Ja, senza fa nuot. Autoforse scinzai in banker della GKB de wal giuel chalé cu una bomba atomara ves de tuca dios partiri quera. Schluss vessin se zupaso din mentun de barres dat auch. Kai stonje ve el chalé della banca cantonale. Quei è tots gesan. Ni. Also ja, auch die das perché auch ein pifec plom in material spes che l'aina vende di una certa grossezza bupli penetrare radis de gamma ins so vive spia. Also schins vignis zeco de bovigni schmackaus Platz della Päuse di auch. Aber schon fosse hat mein egal per qualche ein Toren ins fosse tot miert. Ja, aber sin quera toch nicht in cassetti una bomba, Jesus ossa. Ja, sin quera schon bo. Da je nur chi vales strategicamente la paina de destruir. Also sil plis ins la gas in Domat e tu cas de speres. Na, sa quai gag stat stecke, in sa niang fa gag so de Domat. Chelon, Jesus venu. Aber tornando al tema. Nus petracjain eba budien bombas atomaras quelles con lunch de ven. Corea del Nord, Moskau, New York. Quei potoc nus alle herzige Svizzera si gir bo. Ma, questo anze budia sche. Scina arma atomara vignes droada per in attacca X neus il mond, sche desi immediat revancha. E sin quella puspoi in una nova revancha e de sche vinavon. So de quella strategia della destruzione vicendaivla garantida Tschantschar lo han pitart. Ma in mitja cas vessen quelles bombas, quelles revanches, quai tot ves per consequenza che la civilizzazione sconusen conoscinella mas sot. E per quai niang droasi a scibiares bombas. Scientists han fatto un modello de che scebeglias la India ed il Pakistan attaccassero in l'auto con i perciens de las bombas piuttosto pinches. My colleagues, Luke Oman and Alan Roebuck, calculated the spread of smoke after a war between India and Pakistan. It only takes about 2 weeks for the smoke to cover the entire Earth. And it would rise to altitudes between 20 and 50 miles above the surface. At those altitudes, it never rains. The smoke would stay there for years. This farmer may be in Europe or in the United States,
but many thousands of miles from Pakistan and India, is looking at the smoky sky above him and down at the crops that have died in his field from lack of light and cold temperatures. La grande fome, è tutta la davosa formats insomma. Forse è più semplice da semplicemente Tschantschar videvano su le armas senza da studiare bene sulle conseguenze. E da nominadamente non da pli armas atomaras che le grandi bombas che vengono besse o da aeroplans nelle rachetes intercontinentales. Io acho che permettere nus se distacare nus a scilonge della sgurgiur umana, della sgurgiur delle bombas, che nus se centoin la fin finale ci sono di Walt Disney. Un permezzo. E nus ancevin con un clip. 6, 5, 4, 3, 2. There it goes. The rocket is gone. We felt a heat pulse, a very bright light, a fireball. It is red. The sky looks black about it. It is boiling above us there. It is rapidly losing its color. There is the ground wave. It is over, folks. It happened. The mounds are vibrating. It is tremendous. Directly above our heads. It went! It went! Ja, bem. Che vin citau in raqueta atomara dat in aeroplan per tucca in auto aeroplan. Also, bo marcaus longe de ven, ma ben in a fine mira el proxim contorn. Quel testa vin fa il 1954 e quelles chun personas lustigau il sen che anza brigiau, ground zero, populazione chun. Quelles chun personas steven modest 3 kilometers sotto la detonazione atomara. Na bravo. Arrivau mehr. Quecau è exact quai center quai chi veso in sort bazooka atomara. Quella fova parte di equipament de certas divisiuns de paracordadas che fossen secentai de tiers de las colonnas de panzers dils inimics e vessen lu citau in a bomba atomaras in las colonnas. Ma hey, quai è tot sgregevel bombas atomaras sicur de venda dins scinzetelas neu Walt Disney. Quella bazooka atomara, quella aveva bunum bazooka atomara, ma ben Davy Crockett. E quell'arma, quella è venuta sviluppata nel 1950 ed in quel zons, il 1950, è una serie in televisione americana, una serie con gran successo, una serie di Disney. Non vevela Davy Crockett. Tja, e qua è tutto. The P Happy Feel Good de Disney dati bo. Leni, vina von. Quacau è il maletg de din saccados che doveva essere venuto duaus per transportare in a bomba atomara si dies. The B-54 Mod 1 or Mod 2 bomb is a timer-controlled nuclear weapon used as a special atomic demolition munition. The bomb may be enclosed in special containers or equipment required for parachutist delivery, or underground and underwater emplacement. For parachutist delivery over land, the bomb, in the cloth bag, is installed in a parachutist container. Also, se vos esse so casa, vais forse può spiegare il sentimento che vos vegnes terrorisai dalla pincha de diagens che vos disped in sacados de fielreven, se pot dai quella della, sei des lets che bo in auto sacados. Tu quelles armas atomaras pitos pinchas, quei ein ascinomnades armas atomaras tacticas pia de quelles can in diever tactic e la battaglia, scoiba demoli aeroplans e l'aria ni e tires roches de panzers e nina. Quas dis vegni deplorablemein Tschantschar puspei de pli de quelles armas. Se domanda, per exempel, sch'ils Rus attacchen forse l'Ucraina con una arma atomara tactica. Bumma us
Cinciau da quelle armas. Nascono in perons dati in trend in quella direzione. Ils Stati Uniti e de altre forze atomaras hanno deciso di studiare suenter più intensiv su de quelle armas atomaras tatticas at ins vol mettersi in quelles. Aha, ja, lu vengono le bombe atomaras, ja, tatticas, also pipinches, quel ben bien, ni? Ma io sai lo bo, perché forse vengono i droit des piccions. Ma ne sono els specialisti che questo deve essere il caso. Les armas più grandes, letzes nomnins armas atomaras strategicas. Quai per quai che les vengono droades per attaccare fine mires strategicas. Pia bo, sil camp de battaglia, ma ben longe intern della terra di inimici. E va also per les rachetes intercontinentales ni les grandes bombes können aeroplans che contongen in curt temps quasi minche punct sil mond. Les fine mires strategicas, quelles possono essere les centrales de comand, de cels, casernes, aber ovres electricas ni, centros de populazione. E con qualche nos cinciai, nos schon de strategia, fine mires strategicas, stöno se cinciaso de MAD. Na, quel monte bo messa a disposizione, quel che si legge ben savenzo di fotografie della quotidiana, ed è monte ebo MAD, pia tragetras, na? È monte Mutual Assured Destruction, la destruzione vicendavla garantita. Also DVG per Romansch. Jede cobu, DVG. Quella strategia è la DVG ha creato so decennis pace dentro le grandi potenze del mondo. Tutti che avevano in arsenal de armas atomaras avevano, e sa neonots, si spert che nos attaccain in siti con armas atomaras, vengono vos la medema carga e la fin es nos tots morts e la civilizzazione che nos conoscina la va sotto. E proprio. E ja, dopo la seconda guerra mondiale bu plidau in conflict armau direct dentro potenze atomaras. Indirect bein, jetzt adina puspoi. Vietnam, che il nord veniva dei soviets, Afghanistan, che i mujahedins venivano stingers ed altre armi degli americani, e tocca noi in Siria, noi che i russi sostengono la reggenza di Bashar al-Assad e gli Stati Uniti piuttosto i rebels. Ma in una grande guerra diretta, l'ezza hai budau. In Sky, grazie alla DVG. Also, c'è altro cosa, cioè... Also, tu non so piuttosto che una seggerata in una unione di dentisti un po' obscura. Resta più evidente il MAD. E dai dat ebbe schon e biares vus che queten Mutual Assured Destruction MAD. La ragione principale è che il mondo ha schon differenti gade staus ai ur della grande catastrofe. E troviamo in pinch bei e la distruzione vicendavla va libera. In caso documental, dentro un busci in conoscenza è quel di una racchetta di ricerca norvegese che veniva interpretata dal radar russo come arma atomara degli Stati Uniti. Questo era il 1991. Se all'arma del radar russo è venuto portato al presidente della Russia la cofre speciale, Ceghet, per dare il comando di citare racchette atomaras. 1991. Non sapevano chi era là il presidente della Russia. Cu quel che nos essen tots un cau e mai buona caccia de mammuts en palegna de duas trasi un vir nuclear. Ma è clar, Boris Yeltsin ha, malgrado tot il vodka, buschmacau il nuf. Aber i sa gli stava una causa extrem knappa, una causa de minutes, no. E de quels cas che la carstgaunadad è stata per via de MAD a jure de sia fin, ha andau plirs. Sco per esempio la crisi de Cuba il 1962, neu kin simple capitani sin in sotmarina atomar soviet a salvare la carstgaunadad. 3 personas sil sotmarin vessen studa unanimamente il comando si ta in racchetta atomara. 2 de quelles eran persuenta, ma Vasily Arkhipov asco sulle dice niet.
MAD sapia risulta senza più grandes è la distruzione della nostra civilizzazione, silmeins è un vir nucleare, nus mein tuts a caccia de mammuts. E troviamo scipauk. Mammut. O c'è un steak de mammut. In questo caso è non si può aspettare. Il gran mammut è la stanza, la Russia, che ha attaccato in una terra vicina e che ha allarmato le forze atomaras. Il presidente russo proprio aveva met e 7 racchette con bombe atomaras contro Washington, Paris e Londra. Volesse proprio fare suicidio collettivo dell'intera carstgaunadad. Ma ed ha due buoni argomenti in contro. Primo, è la storia dell'invenzione delle armas atomaras adina puspedau ujares che una delle grandi forze ha attaccato per che ragione adina in altra terra. Afghanistan è il Papua che viene attaccato di omis due pusanze grandes. E per cui tutina mai dau in ujara atomara. Ni quels russi erano là, ni quels americani erano là. L'Ucraina è in quel schema. Elle è buona terra della NATO, che le altre terre della NATO stanno venendo pregite. Elle è piuttosto in quel sen, in te scola Siria, ni eba e Afghanistan. E lo è il secondo argomento. Quel che la Russia fa al momento, quel fa un po' il game of chicken. Quel in giuc che ens dat a sceia. Due autos stanno vis-à-vis in l'auto e daten gas. Van voll carajo in si percel. Quel che meina oscon prim. Lei sa spiarsi il giuc e sto dai giù sia sclavs di auto a cel. In delle mie strategie, in delle mie tattiche, stanno di per guadagnare quel giuc e proprio da ben de cre che si gli trae atrás. Ed in se gli egal, in se jene, c'è le mondi col paese in si, se gli pronz de morire. L'altra vese con met kinzoi e da si. In quel sen, fai per la Russia forse sen de fa la parete di una terra che ha una regenza che trae atrás. Scia vengono di guadagnare quel giuc. Io siamo in una buona tattica. La speranza è quella che la regenza della Russia fa proprio mo la parete di essere mad. E tocca noi muossa relativamente poco in un'altra direzione. In quel sen, buppina io no vostres launches pris in caccia de mammuts. E si launch essen so un bu. Forse wenn sie ben Leute per la peda, la speranza de fa altre cose. Sco per esempio de sufficientar quelle altre episodi de quella show che dat sin Play RTR, nie per altre prodotti de RTR che in sin rtr.ch. Aber auch wenn tot, spero che vos fleiss la peda de di sin glückskette.ch e da sich per las personas che scappen oder l'Ucraina. Also, schon was weiß auch bo. Ich weiß schon, da auch nicht gada.